Novità oggi annunciate dal sindaco in merito alla piazza Vittorio Emanuele. Provvisoriamente una parte dell'area di sosta sarà adibita a parcheggio per i pullman extraurbani superiore ai 12 metri. Successivamente saranno spostati in piazzale Rosselli, dove sarà acquisito l'attuale zona di sosta riservata al genio civile di Agrigento, con l'abbattimento del muro e quindi l'allargamento di tutto il parcheggio. In questa fase lo scarico e quindi la discesa e la risalita del passeggero nei pullman di 12 metri non era assolutamente in sicurezza. D'intesa con l'assessorato alle infrastrutture della regione siciliana si è creato questo stallo temporaneo. È evidente che seguiranno i lavori di messa in pristino di piazzale Rosselli, così come erano stati concepiti quando quel parcheggio fu realizzato circa 18 anni fa, quando fu pensato 18 anni fa, però non è stato mai completato. Adesso finalmente siamo riusciti, dopo un'interlocuzione defaticante durata 3 anni con il demanio regionale, con gli uffici periferici del demanio regionale che occupano l'immobile, una porzione dell'immobile ex GIL, otterremo una porzione di quella piazza, abbatteremo il muro di cinta, realizzeremo uno spazio più ampio di modo da garantire sicurezza di movimentazione all'interno della piazza. Saranno collocati dei dissuasori in modo da reggimentare il traffico e rendere più sicuro il movimento all'interno del piazzale Rosselli. Frattanto questo stallo avrà un carattere esclusivamente temporaneo, transitorio, in attesa che quei lavori si completeranno. Chiedo di avere un po' di presenza ai miei concittadini anche per quanto riguarda l'altra porzione di piazzale Vittorio Emanuele, dove stiamo realizzando i plinti per delle torri faro dell'illuminazione che consentano finalmente di illuminare la piazza Vittorio Emanuele di modo da garantire sicurezza non solo a chi passa, chi la transita soprattutto nelle ore serali, ma costituire una condizione di decoro migliore rispetto a quella che abbiamo avuto. Ecco, approfitto per una domanda in merito al pluripiano qui di piazzale Rosselli, se c'è qualche novità. So che c'è in atto un contenzioso, insomma, se ci può aggiornare, Sindaco. Il contenzioso farà la strada sua, lì c'è una antichissima storia che ha seguito i tribunali in relazione a un'interdittiva antimafia fatta in tempo risalente dalla prefettura allora di Agrigento. Il privato ha vinto in tutti i gradi del giudizio e adesso ha attivato un contenzioso nei confronti del comune, che a sua volta aveva recepito l'interdittiva della prefettura. Però il contenzioso seguirà la sua strada, il comune è nella fase di effettuazione di un ulteriore bando pubblico per verificare la presenza e la disponibilità e comunque l'interesse di privati a realizzare un completamento magari in condizioni diverse rispetto a quelle cui fu concepito 18 anni fa. Problemi di ordine burocratico che si scontrano anche con problemi giudiziari rispetto ai quali spesso, anzi, si sta assolutamente inermi a subirli. E speriamo che la fase di disincaglio sia avvenuta, si può procedere con le complicazioni burocratiche che purtroppo non mancano.